Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video che dovrebbe essere serale, se non lo sarà uscirà venerdì. Scusate, come avrete già letto dal titolo e visto dalla copertina, oggi andremo a parlare di Nandez. Allora, oggi ho fatto una live, oggi o ieri, dipende da quando vedrete il video, in cui mi era stato detto proprio in live che Nandez aveva rinnovato, ok? Devo cercare di andare veloce perché non c'ho tanto spazio sul telefono. E appunto Nandez ha rinnovato fino al 2024 e gli era stata appunto gli era stato allungato il contratto, gli è stato aumentato l'ingaggio, non so di quanto, se non mi sbaglio lui percepiva 1 milione netto a stagione e gli è stata abbassata la clausola rescissoria perché mi ricordo assolutamente, adesso non so se era la cifra esatta, però mi ricordo che si parlava di una cifra intorno ai 38 milioni, adesso la clausola è scesa a 36 milioni. Allora, vi dirò quello che è il mio pensiero e cercherò di spiegarlo nel più breve tempo possibile. Penso che Nandez in questo caso abbia molte più colpe di quelle che non gli si vogliano dare. Perché posso capire che magari tu non vuoi licenziare un tuo procuratore, posso capirlo perché magari ha anche dei costi licenziarlo, non lo metto in dubbio, anche se lui non penso abbia proprio tutte queste preoccupazioni per quanto riguarda i soldi, però quelli sono dettagli. Però te devi fare così tanto mette bocca da altri per la carriera tua? Non lo so, non lo so. Poi può essere magari che Nandez è la persona più innocente di questo mondo, io non lo so. Però sinceramente dopo tutte queste cose un po' di puzza sotto il naso ce l'ho nei suoi confronti e devo dire che mi rattrista la cosa, perché io ci avevo creduto tanto in lui. Ci avevo creduto veramente tanto, non dico che pensavo rimanesse a Cagliari a vita, ovviamente, però mi ero abbastanza illuso su di lui. Continuerò a tifarlo ovviamente fino a quando indosserà la maglia rosso-blu, ma quando se ne andrà via sinceramente non sarò dispiaciuto, anzi esulterò, perché meno persone indossano quella maglia, persone del genere, e meglio è. Poi che Bentancur sia una merda, penso che su questo siamo d'accordo tutti, perché questa ovviamente è tutta opera sua. Ne stavo anche parlando con l'admin di Solo Cagliari, magari ha detto lui, magari effettivamente avevano fatto dei casini all'inizio per portare Nandez al Cagliari con i contratti. Io sinceramente la vedo veramente difficile che possano aver fatto dei casini perché Nandez lo stavamo inseguendo da un anno, una volta che ci riusciamo non possiamo fare casini con i contratti. La reputo una cosa veramente difficile. Difficile, non impossibile, una cosa veramente difficile. Perché Nandez è l'acquisto più oneroso della storia del Cagliari. Nandez è un acquisto che volevamo fare già da tanto tempo. E non penso che il Cagliari si sia mai permesso, cioè abbia mai commesso stronzate per quanto riguarda questa trattativa. Mi viene veramente difficile pensarlo. Bentancur è una merda, è riuscito a ottenere quello che voleva, perché è riuscito a ottenere quello che voleva, e saremo tutti felici quando se ne andrà via Nandez. Saremo tutti felici. Quindi non lo so, cioè ripeto, io mi ritengo veramente deluso perché io in Nandez credevo fosse uno dei fulcri di questo progetto. Ripeto, non credo sarebbe rimasto a vita, fosse rimasto a vita, scusate. Però pensavo che comunque parecchio tempo lo passasse a Cagliari, poi può essere che rimane fino al 2024 e se ne va a scadenza, Tutto può essere. Però, ripeto, questo atteggiamento non mi è per niente piaciuto. In primis quello di Bentancur, di voler inserire a forza questa clausola bassissima, una clausola veramente bassa perché Nandez 36 milioni non ne vale 50. Secondo me 50 milioni li vale, 36 no, 36 è regalato. Però vuoi questa clausola? Va bene, te la diamo. Io mi ci costruisco la squadra. Sti cazzi. Sti cazzi. Di persone così a Cagliari non ne abbiamo bisogno. Se se ne dovrà andare sarà soltanto meglio.
perché sta cosa, che poi è uscita pure all'inizio del periodo negativo del Cagliari, ha rotto soltanto il cazzo, dava soltanto fastidio. Si è risolta una volta per tutte. Quando Nandez se ne andrà staremo tutti meglio, perché tanto Nandez secondo me prima o poi se ne andrà. E ripeto, oltre ad essere colpa di Bentancur, perché lui è un pezzo di merda che doveva inserire per forza sta cazzo di clausola, secondo me è anche colpa di Nandez, perché prima di tutto si sta a parlare della tua carriera, quindi mettici voce, e se ce l'ha messa si vede che era dalla parte di Bentancur. Se non ce l'ha messa, primo sei un sottone di merda, e secondo vuol dire che vuoi anche tu questo, e se vuoi anche tu questo io non vedo l'ora che tu parta, anche se, ripeto anche questo, fino a quando avrai la maglia del Cagliari addosso io ti darò tutto il mio supporto, ma solo perché indossi quella, non perché sei Nahitan Nandez. Ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video.